Vedete quanto poco c'è dei nostri monti? Là c'è il forte, deve essere il Forte Diamante, alle prime case della periferia di Genova. Dietro quei monti c'è il mare. Vedete là davanti c'è il pezzo dell'acquedotto che continua, che raggiungeremo presto passando di qua. Ecco, questa è una zona dove c'è molta ombra, c'è un po' d'arietta che fa molto ma molto piacere. Però dai, in questo modo ci si abbronza camminando senza stare sulla sabbia che brucia. Vedete la pavimentazione? Sono tutte ciappe sotto le quali sono stati installati tutte le tubazioni che portavano l'acqua alla città di Genova tante decine di anni fa. Per l'acquedotto bisogna ringraziare le associazioni di volontari che continuano a fare manutenzione e tenere sempre pulito. Arriviamo ora dove c'è questo bivio. Questa parte dell'acquedotto sulla sinistra porta ai laghetti. Però purtroppo, come potremo vedere tra pochi secondi, non essendoci acqua, i laghetti praticamente sono inesistenti. Vedete, sono proprio pozzanghere. Una volta invece si poteva proseguire e andare al fresco a bagnarsi un po'. E se non comincia a piovere sarà veramente un disastro per la natura. Basterebbe poco perché, vedete, è bella verde. E qualche giornata di pioggia, ma non torrenziali da creare casini poi. La pioggia quella fine, continua, che possa permettere al terreno di assorbire e alle piante di rigoglire. Siamo arrivati in fondo a questa parte dell'acquedotto. Dovremmo essere in località Trensasco. Pensate che è passato anche il Giro d'Italia in questa zona. Allora, leggiamo un po' qua. C'è la Neviera, Monte Croce, Pinasco e il Forte Diamante che abbiamo visto prima. Sono 2 ore di cammino al forte. Eccolo qua, via Trensasco. E località, sì,
Qua siamo al confine provincia di Genova col comune di Sant'Olcese. Vedete? Noi eravamo a Genova e di qua si entra nella frazione di Sant'Olcese, dove c'è il salame buono. Vedete, qua ci sono ancora le scritte del passaggio del Giro d'Italia. Ok, dai, adesso si potrebbe anche passare di qua, ma siamo sulla carrozzabile. Ci rifacciamo il percorso inverso dell'acquedotto e torniamo alla macchina. Invece di passare di sotto, passiamo di nuovo di qua che siamo tranquilli, c'è un po' più fresco. Va bene ragazzi, è stata una gitarella proprio per sgranchirsi un po' le gambe, niente di che, diciamo niente di importante a livello panoramico, a livello... L'unica cosa che ha una certa importanza è la storia dell'acquedotto di Genova. Io vi saluto, se volete commentare sapete cosa fare, se volete condividere i video si potrebbero aiutare altre persone a conoscere i vari tragitti. E ci vediamo alla prossima gita o alla prossima escursione. Ciao ciao!